Massimo impegno su più fronti da parte del governo italiano e dell'ambasciatore italiano a Caracas, ma anche della diplomazia vaticana per la liberazione di Alberto Trentini potrebbero rivelarsi quindi determinanti le prossime ore, anche se in un'intervista il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che si sta facendo il possibile e anche l'impossibile per la liberazione del giovane cooperante veneziano, ma anche di una ventina di detenuti italiani per motivi politici che attualmente sono reclusi senza aver fatto, ha detto il ministro, qualcosa di male. Apprezzata dalla famiglia che vive ore di speranza ma anche di angoscia, vista la delicata situazione del paese latinoamericano in queste ore, la telefonata del presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi, alla madre di Alberto Trentini, Armanda Colusso, affetto e vicinanza, ma anche la preghiera e l'impegno della Chiesa per riportare a casa il cooperante veneziano. Il giornalista veneziano, coordinatore nazionale di Articolo 21, Giuseppe Giulietti, racconta di una situazione che nelle carceri venezuelane si fa di ora in ora più difficile, con i detenuti venezuelani sottoposti a torture fisiche, mentre per gli stranieri sarebbero sottoposti a torture bianche come la luce accesa a 24 ore su 24 o la mancata consegna del cibo. Trentini sarebbe stato visto per questo molto dimagrito, ma ha intenzione di tenere duro, ha detto appunto Giulietti ai giornalisti. Notizie che di certo rendono ancora più pesante l'attesa per la famiglia che ora confida che questo doppio versante politico e religioso possa finalmente riuscire ad ottenere la liberazione di Alberto.